Quarta corsa, cavalli di 3 anni a reclamare per 8.000 euro, ben 14 al via lo schieramento, 1 Crime Passion, Paolo Scamardella, 2 Copacabana Mark, Daniele Cuglini, 3 Carlitos Francis, Marcello Di Nicola, 4 Champagne Fiore, Alessandro Fonte, 5 Charmy Colkey, Giulia Deschi, 6 Carinissimo P, Edoardo Locisano, seconda fila 7 Cari Balilla, Maurizio Cheli, 8 Corsaro di Mare, Marco Basile, 9 Capemonte DR, Marco Stefani, 10 Chopper Dipa, Maurizio Visco, 11 Cocobella, Francesco Pettinari, 12 Crinto Light, Andrea Vitagliano, terza fila 13 Cooper GV, Salvatore Valentino, 14 Commander Crow, Aniello Vitagliano. Problemi proprio per Commander Crow, corsa che a livello di gioco è un vero e proprio rebus. Vediamo veloce, Copacabana Mark prende vantaggio su Champagne Fior che l'attacca, all'esterno anche Charmy Colkey con Giulia Deschi, prima curva con l'allieva di Daniele Coglini che cerca di rientrare a Champagne Fior e Alessandro Fonte decide di sistemarsi secondo alla 7, corda. Caribalilla, Tanto 14-8 i primi 200 metri, rimasta all'esterno Charmy Colkey. Poi vediamo il 2 di Copacabana, ok, che conduce sempre, intanto siamo al paletto dei 400 metri passati in 30 tondo tondo e alla fine Charmy Colkey ottiene strada e passa al comando dopo 500 metri. Quindi è cambiato il battistrada, intanto siamo ormai al paletto dei 600, passato dall'allievo di Giulia Deschi in 46 scarsi, siamo al passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Charmy Colkey davanti a Copacabana Mark, all'esterno l'11 di Cocobella, sempre Champagne Fior, terza la corda davanti a Carlitos Francis, all'esterno vediamo in pariglia anche Carinissimo P, giro passato in 1-1-2, 15-3 la frazione qui davanti alle tribune, siamo sulla penultima curva, sempre in vantaggio la figlia di Exploit CAF, seguita da Copacabana Mark e Champagne Fior, chilometro in 1.16.9, retta di là, sempre in vantaggio numero Charmy 10, Colkey su Copacabana Mark e Champagne Fior. Poi Carlitos Francis, questo è il treno interno che sembra quello più efficace, retta di là passata in 15 secco, ultima curva, sempre in vantaggio Charmy Colkey e Giulia Deschi con Copacabana Mark che la segue da vicino, poi Champagne Fior che ha perso qualche battuta, siamo a 200 metri dalla conclusione con Copacabana Mark, sferra l'attacco, ultima curva passata in 15.6, retta d'arrivo, Copacabana Mark all'attacco di Charmy Colkey, Copacabana Mark reagisce però la battistrada a ultimi metri ed è Charmy Colkey che si difende su Copacabana Mark e Champagne Fior. Arrivo tutto al femminile con la vittoria di Charmy Colkey, Giulia Deschi, la figlia di Exploit CAF e Zori Rock per la scuderia Jumping. Vengono a vincere in percorso di testa. Copacabana Mark sembrava averla apparegliata completamente, ma alla fine ha reagito Charmy Colkey e viene a vincere con Giulia Deschi, secondo posto per comunque una valida Copacabana Mark, mentre per il terzo è Champagne Fior.